Senti, vieni, così, vabbè, Walter l'avete già conosciuto, sono emozionate, ciao Massimo. Insomma, diciamo che ormai Elvira è una star, perché questa scena che abbiamo visto andrà in onda nella ripresa di Incantesimo, adesso i primi di marzo, l'8 di marzo ci sarà la ripresa di Incantesimo e questa scena andrà in onda. E quindi io e Walter avremo un desiderio. Qui abbiamo, vedete, le famose foto, le foto che tutti i VIPs hanno. Cartoline, no? Le famose cartoline. Io e Walter vorremmo a Walter con simpatia e Antonella con affetto, vogliamo le cartoline. Con simpatia ci tengo. Esatto. Con simpatia a Walter. Con simpatia. Ecco. Elvira, non si va mai sopra la faccia, questa è di Walter, la voglio anch'io, scusami Elvira. Chi sono io? Antonella, con quello che vuoi. Con affetto. Con affetto, grazie. Elvira, grazie molte. Grazie a questa bellissima famiglia, potete accomodarvi e rivedere la puntata insieme. Prego Elvira, tanto... Forse avrai occasione, Walter, adesso se la tua condizione è un po'... se te rimani qui un po' in giro, no, perché magari poi dopo facciamo un'altra cosa, non lo so. Sai che qui tutto... Guarda, per facilità di... Adesso ti facciamo accomodare. Walter Nudo! Con noi! Oh mamma mia! È veramente kitsch. Ragazzo che nasconde il suo. Ma è un ragazzo. Come dire? Vorrei dire, ma è un po'... Come un re. No, ma è un po' kitsch questa cosa, no? Sì. Io trovo molto così, che passa inosservata, direi. Non so. Però il kitsch funziona in televisione. È a metà tra un, come dire, un trono e un loculo. Dici, Vai, fatemi fare... Ci sono i miei amici. Adesso ci sono gli amici che si vergogna tantissimo. Sì, lo so. Cosa dobbiamo fare qua adesso? Perché è Anna che comanda. Io non ho preso proprio la scena totale. Questa volta dobbiamo cantare tutti e tre, coinvolgeremo anche il nostro Walter Nudo e canteremo una canzone molto molto famosa che adesso naturalmente ricorderemo attraverso le note. Musica maestro. Oh mamma mia. Chiara, cosa mi succede? Stasera mi sembra come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Tu sei la frase d'amore cominciata mai. Ormai puoi trovare, chiamami tormento, dai, già che ci sei. Caramelle, non lo voglio più. Non capisco. Le rose, questa sera raccontali a un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando il momento e dopo si vedrà. Ancora una parola. Parole, parole, parole. Io vorrei dire... Parole, parole, parole. Vi prego, ascoltatemi. Parole, parole, parole. Ma io vi giuro che... Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Annina, io... Abbiamo improvvisato, come si Ne facciamo Non un'altra? si è capito, no? Non si era capito, no?
Adesso questi fiori minimo mi sembra il minimo per incoraggiamento. Grazie, I grazie per fiori. l'incoraggiamento, va bene, Beh. io non diventerò mai una Però non è soubrette, finita. pazienza. Perché Ecco. io gli autori, secondo me, se mi danno un così è passata, la laurea gliela Andata? possiamo dare? Tutti, 1, 2, 3, via. Bene, allora, scusate, passo davanti. La laurea la possiamo dare! No, il famoso tocco, grazie! Con la laurea, posso leggerla o c'è scritto qualcosa? Il treno dei desideri, diploma, complimenti Antonella, hai realizzato tutti i nostri desideri, grazie! Io invece vorrei ringraziare di cuore, naturalmente, la splendida, meravigliosa, qui sali su. Grazie, Va grazie. Anna Falchi, meravigliosa! Grazie a te, Antonella. Grazie di questo bellissimo momento, questo scherzo che mi avete fatto, grazie a Walter Nudo per essere... Grazie a voi. Volevo, se mi permetti, Certo. ringraziare innanzitutto Elvira, soprattutto la figlia di Elvira che mi ha dato la possibilità di essere qua, perché anche per me era un sogno. Io guardavo i personaggi famosi e dicevo, chissà se un giorno qualcuno sceglierà me per una trasmissione del genere, quindi grazie. E grazie soprattutto a tutto il pubblico di Incantesimo, di cuore. Grazie. Grazie Walter, rimettiti presto! Oh, yeah. Perché, insomma, mi raccomando. Grazie anche a te. Cara Anna, tanti auguri per tutte le cose.